Abbiamo appena concluso la tavola rotonda riguardo l'agricoltura che era dedicata ai giovani, c'è stato un bel confronto, una bella tavola rotonda e speriamo che queste discussioni avvenute oggi tra le varie agenzie portino a dei risultati che i giovani attendono e che vogliono intraprendere per non creare lo spopolamento nei nostri paesi, quindi speriamo bene. Veniamo alla fiera di San Marco, domani ci sarà un altro incontro sulla tavola rotonda, mentre nell'edizione... Dici direttamente domani la tavola rotonda okay, sì. Allora, domani lo stesso abbiamo un'altra tavola rotonda dedicata all'inserimento dei giovani e come incentivarli a fare l'artigianato, che in Sardegna si sta perdendo la maestria. Per quanto riguarda San Marco, l'edizione 2026 l'abbiamo arricchita moltissimo, oltre alle 2 tavole rotonde abbiamo fatto un po' di formazione, poi abbiamo nella giornata del 25 di sabato degli eventi abbastanza interessanti. Abbiamo il concorso nazionale degli ovini dove ci sono 11 allevatori che ci giungono da tutte le parti della Sardegna, che è il 6° concorso nazionale. Poi abbiamo la prima rassegna dei cavalli sardi, oltre a tutti gli espositori dei bovini e dei caprini, abbiamo anche gli uccelli e poi abbiamo anche i maiali. Quindi quest'anno si prevede una grande edizione del 2026. Incrociamo le dita e speriamo bene.